Ieri è arrivata questa ragazza a mangiare una grigliata di pesce e ha bevuto un frizzantino, abbiamo bevuto qualcosa, due amari in compagnia e poi è schizzata di matto. Praticamente prendeva sgabelli e sedili, li lanciava, voleva lanciarli anche addosso alla vetrina, si è messa per terra a urlare, a sputare addosso a me e morsicava anche altri clienti. Quindi morsi addirittura. Si morsi, si aggrappava ai gomiti di alcuni miei clienti, ha morso una gamba di un'altra mia cliente e tirava proprio di matto. Porta ancora i segni dell'aggressione sul braccio Giulia Piccina, titolare dell'Osteria Pontavai di Vittorio Veneto, dove all'ora di pranzo si sono vissuti attimi di autentica follia quando una giovane donna di origini africane è andata in escandescenza. Una furia, racconta chi era presente. Sono entrato, ho trovato sta ragazza, ha cominciato a palpeggiare e poi mi ha morso sulla spalla, prima ha morso me, poi mia figlia, poi la titolare. Dopo un certo punto è scattato l'inferno, è cominciato a fare dei casini, ha cominciato a mossegare le persone, continuava a scampare, barcolando per la strada, fino a un certo punto che sono riuscito a fermarla e a quel punto lì è arrivata l'ambulanza. L'ha caricata su e l'ha portata via, insomma. Ma non si tratta di un episodio isolato, la stessa donna infatti il 20 di luglio era stata segnalata poco distante nel campo di atletica e nel vicino chiosco del Bianconiglio. A parlare sono marito e moglie, titolari dell'attività. È entrata negli spogliatoi che c'era una ragazzina che stava facendo una doccia e dicendo parole, era la bambina sotto shock, perché me l'ha raccontato la mamma, perché io questo non lo sapevo. Subito dopo questa signora entra qui da noi in evidente stato di ebbrezza e ha cominciato a chiedere da bere e noi abbiamo rifiutato, lei ha cominciato ad andare in escandescenza e così è cominciata quest'ora e mezza problematica. Quindi io e mia moglie veramente abbiamo passato mezz'ora, un'ora e mezza complicata. Ora si chiedono interventi precisi prima che succeda qualcosa di più grave. È più sicurezza sicuramente più sicurezza anche da parte della forza dell'ordine che possono intervenire subito quando succedono queste cose. Sono fatti gravi perché noi non sappiamo come gestire, non siamo tutelati in niente e quindi se la tocchi, cioè è impossibile. È impossibile gestire una persona così, secondo me è molto pericolosa. Uno non può andare su un bar o in qualsiasi posto e trovarsi una che ti mette le mani attorno, che ti spinge. È una cosa veramente che fa schifo.